L'annuncio della candidatura arriva subito, non c'è bisogno di attendere la fine dell'intervento con il quale a Nuoro Michela Murgia, in un clima da convention americana bilingue, sardo-italiano, chiude la festa di Progress. Perché dietro c'è un progetto serio e questo è un momento di grande confusione in cui chi ha un progetto serio può farsi avanti e chiedere ai sardi fiducia con la sicurezza che non ci sono alternative. Il primo appello c'è già, rivolto ai delusi di sinistra e destra, senza dimenticare la foltissima pattuglia degli astensionisti. È un progetto di buon governo, è un progetto che non fa distinzioni ideologiche, all'interno delle visioni comuni c'è posto per tutti, soprattutto per i delusi dei partiti che fino a questo momento speravano in determinate scelte e non le hanno avute. Parola d'ordine era detta più volte: indipendenza. Parola d'ordine è essere indipendenti, rompere i legami di dipendenza dalle volontà e dalle decisioni che fino a questo momento hanno tracciato il destino di quest'isola. Se la scrittrice diventa la prima candidata ufficiale alla carica di presidente della regione, nel centro-sinistra e centro-destra è piena bagarre primarie.